Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo notizie dal web e non solo di oggi 23 marzo, mercoledì. Durante l'ultimo consiglio comunale il sindaco Mauro Armelao aveva anticipato che sarebbe stata firmata l'ordinanza per la pulizia e la manutenzione dei terreni privati, centrata sulla necessità di mantenere la pulizia dei terreni incolti, potenziale terreno fertile per lo sviluppo e il propagarsi di incendi, in particolar modo nei periodi siccitosi e ventosi. Terreni che lasciati all'incuria possono essere usati anche come discarica da chi voglia abbandonare i rifiuti. Con questo provvedimento si vuole imporre ai proprietari di fondi infestati da erbacce, sterpi e arbusti di garantire la pulizia del fondo a proprie spese, vigilando sulla crescita della vegetazione spontanea. Gli interventi di pulizia richiesti consistono nello sfalcio d'erba, nella potatura dei rami sporgenti oltre la proprietà, nella raccolta delle erbacce, delle foglie, dei rami caduti, nel taglio delle radici che possono rovinare il manto stradale, nella pulizia dei canali di scolo e di deflusso, oltre che lo smaltimento dei materiali vegetali prima che si accumulino al suolo. L'ordinanza è stata aggiornata, anticipandone l'emissione per prevenire l'insorgenza di incendi, in modo che i proprietari dei numerosi fondi incolti provvedano a fare manutenzione. Per chi abbandona i rifiuti e per i piromani si sta pensando anche di installare videotrappole e l'utilizzo dei droni. Per le videotrappole il comune è ora in contatto con Veritas. A supportare l'idea che gli incendi degli ultimi giorni siano di origine dolosa, l'incendio è scoppiato domenica, il terzo nelle ultime 2 settimane, interessando la stessa area alla stessa fascia oraria. Le azioni dei piromani possono essere molto pericolose per le proprietà e per le persone, oltre che per l'ambiente, impegnando le forze dell'ordine per un ampio lasso di tempo, sottraendo il loro contributo in eventuali altre operazioni di soccorso. Per chi non rispetta l'ordinanza saranno in vigore sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, per il mancato rispetto delle norme imposte dal codice della strada da 148 a 594 euro. Oggi, 23 marzo, Confapi e TVO Touring Venice Haverlands organizzeranno una gita giornaliera a Chioggia nell'ambito In Viaggio, percorsi alla riscoperta del territorio per rilanciare il turismo in Veneto. Si tratta di un viaggio organizzato alla scoperta di un luogo unico e distintivo per la cultura marinaresca e gastronomica, come viene definita Chioggia. I visitatori saranno raccolti dall'autobus a Portogruaro, a San Donà di Piave e a Marghera. Una volta giunti a Chioggia saranno accolti sul lungomare da un assaggio di biscotteria Chiogiotta. Proseguiranno poi con la visita del Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi in Rivavena e pranzeranno presso il tipico ristorante Antico Toro con l'etnografo Sergio Ravagnan. Al termine gli ospiti si potranno godere una passeggiata tra le calli, lasciandoci per tornare ai luoghi di partenza verso la prima metà del pomeriggio. Si tratterà quindi di un inusuale mercoledì, all'insegna della gastronomia e dell'arte culinaria della nostra città. Un appuntamento che vuole approfondire il tema gastronomico, partendo dai prodotti ittici ed orticoli locali. Un'esperienza che vede integrarsi la parte turistica all'arte culinaria Chiogiotta. Il progetto si snoderà durante la mattina di mercoledì 23 marzo, oggi, quando al Museo di Zoologia Adriatica ci sarà la presentazione del progetto per il rilancio turistico di Chioggia Vacanze in Calle, introdotto da Diego Gallo in affiancamento tecnico alla OGD di Chioggia. Il tema sarà trattato da Nicola Zanon, amministratore unico di Api Industria Servizi. Seguirà la relazione dal mare e dall'orto alla tavola. Chioggia Meta Culinaria a cura di Sergio Ravagnan. A seguire il pranzo al ristorante Antico Toro e la conclusione dei lavori.
Durante il Consiglio dei Ministri tenutosi nei giorni scorsi, il governo ha approvato un provvedimento volto a calmierare gli effetti della crisi ucraina, intervenendo in favore dei settori produttivi più colpiti dal caro energia. Si tratta di un decreto importante che potrà garantire un sostegno concreto alle nostre imprese, ha dichiarato Federpesca. Dopo i 20 milioni per il settore annunciati nei giorni scorsi, il governo ha recepito le nostre richieste, prevedendo un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 e la possibilità di rinegoziare i mutui delle imprese. Strumenti concreti di cui il nostro settore aveva fortemente bisogno per far fronte a una crisi economica senza precedenti, un risultato per il quale abbiamo silenziosamente lavorato in queste settimane e per il quale ringraziamo il sottosegretario Battistoni e il ministro Patuanelli. Come leggiamo sul sito themeditelegraph.com, nel corso della riunione del 21 marzo, il Comitato di gestione dell'attività di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, formato da Fulvio Lineo Di Blasio, presidente dell'Authority, Antonella Scardino, segretario generale dell'ADSP MAS, Pietro Pellizzari, direttore marittimo del Veneto Capitaneria di Porto di Venezia, Giuseppe Roberto Chiaia in rappresentanza della città metropolitana di Venezia e Maria Rosa Anna Campitelli in rappresentanza della Regione Veneto, alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti Emanuela Capobianco, Adriano Zanghi Buffi e Romina Giuseppa Barbato, ha espresso parere favorevole rispetto a alcuni punti dell'ordine del giorno, alcuni dei quali riguardano il porto di Chioggia. Questi: rilascio di 9 autorizzazioni per Chioggia per quanto riguarda la fornitura di servizi specialistici complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali per l'anno 2022 e l'adozione del piano dell'organico dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 dei porti di Venezia e Chioggia. Si tratta del documento di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi di medio termine espressi dalle imprese autorizzate in relazione alle attività programmate, che in funzione dell'andamento dei mercati dei traffici portuali consente all'ente di attuare piani di intervento in materia occupazionale. Dalle previsioni occupazionali comunicate dalle imprese portuali per il biennio 2022-2023, formulate prima dei mutamenti dello scenario economico legati allo scoppio del conflitto in Ucraina, è emerso un quadro di sostanziale stabilità tanto nei singoli porti quanto a livello di intero sistema portuale, mentre sono state manifestate dai terminal e dagli articoli 16 e 17 esigenze formative rivolte a specifiche professionalità. L'organo collegiale dell'ente, prendendo atto di tali esigenze, ha quindi deliberato a favore della realizzazione di corsi formativi dedicati ai lavoratori delle imprese di cui gli articoli 16, 17 e 18. Il nuovo vescovo della diocesi di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ha confermato che la diocesi si è attivata per ospitare profughi provenienti dalle zone di guerra, su suggerimento del prefetto di Venezia, dopo un incontro con tutte le autorità del comune. Ora la diocesi sta mappando tutte le possibilità di accoglienza che ha modo di mettere a disposizione. A breve ci saranno quindi le prime valutazioni.
Ieri la Guardia di Finanza di Schio ha effettuato un'operazione che ha portato al sequestro di 118.000 mascherine chirurgiche monouso contraffatte, provenienti dalla Cina e non in regola, pronte per essere messe in commercio anche se prive di indicazioni e di istruzioni in lingua italiana. Si tratta di una violazione del codice del consumo. A quanto afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, operazioni simili dimostrano che lo stato di attenzione è sempre massima. I prodotti contraffatti nuocciono ai commercianti onesti e mettono in pericolo la salute del consumatore, esercitando una pratica di concorrenza sleale. Si invitano quindi i consumatori a fare attenzione a quello che acquistano, facendo attenzione soprattutto alla provenienza e alla presenza delle istruzioni. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in qualità di commissario per l'emergenza ucraina, ha firmato un'ordinanza in modo che la rete alberghiera della regione possa ospitare chi scappa dalle zone di guerra. Molte categorie hanno già dato la loro disponibilità e questa, sommata ai posti negli ex ospedali e alla generosità dei veneti che spontaneamente hanno messo a disposizione oltre 10.300 alloggi, con questa, dicevo, si cerca di evitare le tendopoli. Gli hotel che hanno dato disponibilità sono da 2 stelle in su, in forma anche non esclusiva, potendo quindi continuare a lavorare nelle altre stanze. La spesa che sarà affrontata da Roma sarà di 35 euro per pernottamento più colazione, fino a 60 euro per la pensione completa. I bambini avranno lo sconto del 50%. Ogni hotel potrà mettere a disposizione la struttura fino all'introito massimo annuo di 214.900 euro. Secondo il direttore sanitario dell'ULSS 3 Serenissima Giovanni Carretta, siamo di fronte a una discreta ripresa dei contagi che riguarda in particolare le fasce giovani e la fascia delle persone più anziane. La ripresa dei contagi in questo momento non va a pesare sul lavoro all'interno degli ospedali e questo grazie al vaccino. Si pensa però che sarà nelle prossime settimane una vera ripresa dei contagi e una conseguente crescita dei ricoveri, fino all'avvento delle temperature di tarda primavera e inizio estate, che porterà a un abbassamento della curva. La variante che ora sta prendendo piede è la Omicron 2, alla quale è dovuto il 35-40% dei contagi. Le nuove varianti sono più contagiose ma meno aggressive di quelle che le hanno precedute. Questo è il motivo per cui gli ospedali non sono sotto pressione. Il numero dei casi gravi e ricoverati nei reparti di terapia intensiva è basso, numerosi invece i ricoveri nelle terapie ordinarie. Se prima i reparti Covid degli ospedali avevano diminuito i posti letto, ora si sta pensando di potenziarli a seconda del progredire del numero dei contagi. Come ha voluto ribadire il direttore sanitario, la crescita dei contagi è dovuta alla diffusione del virus e alle nuove varianti, e non all'arrivo dei profughi provenienti dalle aree del conflitto russo-ucraino. Tra questi la percentuale dei contagi è inferiore alla percentuale registrata nel territorio. Un punto questo su cui ha voluto dare conferma anche il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dottor Vittorio Selle, il quale afferma che le condizioni sanitarie di queste persone ora è in fase di verifica. Per quanto riguarda il percorso vaccinale di questa parte di popolazione attuale, si devono ancora comprendere le motivazioni della scarsa adesione alla campagna vaccinale nella loro patria.
L'età media di chi è arrivato in Italia è di 16 anni per i maschi, che d'altronde sono quelli in età di leva, sono al fronte, e di 30 anni per le donne. Non è solo il percorso vaccinale contro il Covid quello che dovrebbero affrontare, ma anche quello verso i vaccini ormai definiti normali. La città di Pesaro e la città di Chioggia, la prima capitale italiana per la cultura del 2024 e la seconda finalista per la stessa candidatura, saranno unite più saldamente quando la ciclabile ciclovia adriatica, che le toccherà entrambe, sarà a termine. Si tratta di una ciclovia che percorre la costa adriatica a partire da Trieste ad arrivare a Leuca. Si tratterà della ciclabile che toccherà la riviera più ricca di spiagge. Non solo, la ciclovia collegherà così anche i porti maggiori della costa adriatica, passando da Chioggia, Civitanova Marche, San Benedetto, Manfredonia, Molfetta e Bari. Ieri mattina presso l'ufficio postale di Sottomarina è scattato un allarme bomba, probabilmente uno scherzo che però ha paralizzato l'attività dell'ufficio e fatto intervenire le forze dell'ordine. Si tratta di scherzi stupidi soprattutto nel contesto storico attuale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 20 marzo, è la farmacia Amati Niccolini in Corso del Popolo, io vi ringrazio, vi saluto e se volete passate in negozio. Ciao a tutti!